Fabio, cosa sta succedendo al Napoli secondo te? Ma guarda, ne parlavo prima, io non, sicuramente per quanto riguarda i risultati dispiace perché perdere non fa piacere a nessuno, però comunque il Napoli è una squadra che ha giocato anche ieri, ha fatto la partita, ha comandato il gioco, ha preso due pali, due traverse e sicuramente meritava qualcosa in più. E penso che una volta che il Napoli recupererà tutti gli infortunati tornerà sicuramente a vincere. Fabio, la lotta a scudetto è aperta soltanto a 4 squadre oppure non dobbiamo tenere fuori anche la Juventus che non muore mai, come si suol dire? Sì, la Juve ha sicuramente una rosa importante, è partita male, l'Inter in questo momento adesso è avanti, è quella che miglior attacco, miglior difesa, ma il campionato quest'anno è aperto a tutti, quindi bisogna crederci fino alla fine. Ci sono 4-5 squadre che sicuramente possono vincere da qui alla fine. Fabio Cannavaro è andato in Cina, ha fatto esperienza, Andrea Pirlo subito in panchina sulla Juventus. Secondo te qual è la strategia giusta per crescere davvero oggi nel calcio che sta cambiando così velocemente? La strategia è semplice, stare sul campo, lavorare, migliorare il tuo sistema. Io ho avuto la fortuna di farlo in una società importante in Asia e ho fatto le mie esperienze, adesso sono qua e continuo a studiare. Non è importante dove si allena, soprattutto all'inizio, è importante comunque la crescita. Io sono molto contento di quello che ho fatto in Cina. Quale panchina ti piacerebbe? Cioè che stereotipo in questo momento ti piacerebbe allenare? Vabbè, ma è normale che uno punta sempre al massimo, ma penso di aver fatto una buona esperienza, penso di avere comunque l'età giusta per poter allenare in qualsiasi lega, quindi aspettiamo, l'importante comunque è capire il momento giusto, far capitare l'opportunità giusta per poter lavorare soprattutto. Ecco, l'opportunità giusta è l'avversario giusto per il Napoli, il Barcellona in Europa League, oppure come sempre accade nel sorteggio è uscito sempre l'avversario peggiore? No, alla fine se vuoi vincere le devi affrontare tutte. Il Barcellona sicuramente non è la squadra di qualche anno fa, ha cambiato da poco allenatore, ma penso che il Napoli possa tranquillamente comunque passare il turno. Il Real e Carlo Ancelotti sembrano vivere una seconda giovinezza entrambi. Il Real è stata una società che come sempre ha lavorato meglio degli altri, perché in tempi non sospetti ha ringiovanito una rosa, ha acquistato giovani forti, ha investito in uno stadio nuovo e magari l'anno prossimo farà altri acquisti importanti. Stiamo parlando della miglior società al mondo, ma non a caso. Fabio, ma l'Italia ci va al mondiale, nel senso nel giro di qualche mese si è passati dalla vittoria dell'Europeo alla possibilità di rivivere un incubo. Sicuramente è dura, però penso che la squadra, un po' come il Napoli, no? È il tempo di ritrovare qualche giocatore titolare, sicuramente avrà le possibilità per poter andare al mondiale, certo ce lo auguriamo tutti. Un'Italia e anche un Napoli guidati da Lorenzo Insigne, suppongo. Sì, Lorenzo è un giocatore importante sia per il Napoli che per la nazionale. E ieri è rientrato da un infortunio, ancora male al polpaccio, anche lui deve recuperare presto perché il Napoli ha bisogno di tutti quanti. Ma da allenatore, quale sei in questo momento, Spalletti in quale caratteristica vorresti, come dire, rubare tra virgolette qualcosa? Tutto, perché il mister comunque ha fatto grandissima esperienza in Italia, all'estero, è un allenatore che ha allenato le grandi società, è un allenatore molto intelligente, è un allenatore che sa comunicare, è un allenatore che a me piace molto, lo seguo da tanti anni, ho un buon rapporto con lui. Ci sei andato a cena poi, come qualche mese fa parlavamo? Ho detto solo che mi è piaciuto il tuffo che ha fatto in Coppa, non mi è piaciuto tanto il tiro che ho visto che voleva tirare sulle tribune, ma è andato a finire il fossato il pallone. Grazie Fabio.